Martedì 22 novembre 2022, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno. Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine del Gazzettino e del Corriere delle Alpi. Ecco come si apre il Gazzettino di Belluno. Per quanto riguarda l'edizione di oggi, notizia in primo piano che riguarda il mondo del lavoro e che interessa principalmente i lavoratori della Costan, storica azienda del comune di Limana. Costan, questo il titolo a piena pagina, a casa in 253, è sciopero. L'azienda di Limana decide di non rinnovare i contratti in scadenza a novembre e dicembre, oggi 2 ore di stop. I sindacati fino a ieri erano dipendenti indispensabili, la dirigenza molti saranno riassunti alla fine della cassa integrazione. All'Epta Costan di Limana non vengono rinnovati 253 contratti a termine, i sindacati annunciano lo sciopero, la decisione era nell'aria da qualche giorno, poi è arrivata la certezza che ha gettato nello sconforto numerose famiglie. Le sigle sindacali unite hanno proclamato lo stato di agitazione con il blocco dello straordinario e della flessibilità. I 253 lavoratori fino a ieri erano indispensabili per produrre utili eccezionali e oggi sono vittime di un fisiologico assestamento occupazionale, dicono FIM e Will. L'azienda, molti di loro saranno riassunti alla fine della cassa integrazione. L'approfondimento di Federica Fant a pagina 2. Ritrovata Mary, doveva essere la nuova presidente. Feltre, l'addio del quartiere alla 26enne morta domenica in un incidente sulle vette. Maria Cristina Masocco è stata riportata a valle. Il corpo senza vita della 26enne feltrina precipitata domenica durante la discesa dal Comedon sulle vette feltrine è stato recuperato dal soccorso alpino dalla stazione di Feltre ieri mattina ed ora la comunità si prepara a dirle addio nella cerimonia che si svolgerà giovedì in cattedrale a Feltre. La voce del quartiere Portoria: doveva diventare il nuovo presidente di Portoria, con lei potevamo vincere il palio. L'approfondimento di Mammani a pagina 8. Pedavena, al Boscherai saluto a Totò Stefani, l'addio a Salvatore Stefani, 19enne morto sulla Feltrina, oggi alle 11 nel campo del Boscherai a Pedavena, nel pomeriggio a Mogliano. L'approfondimento di Scarton a pagina 8. Foto di copertina, siccità, il BIM GSP non esclude limitazioni notturne, acqua, possibili nuovi razionamenti. Cisterne d'acqua di Coltrani, il BIM GSP è intervenuto ieri con una nota a proposito del tuttora irrisolto problema della siccità, tanto da non escludere interventi come razionamento dell'erogazione notturna del servizio ai cittadini nelle case. L'approfondimento di Piol a pagina 7. Bollette non pagate, il parroco di Fonzaso taglia le messe, approfondimento di Bertoglio a pagina 9. E ancora Cortina, Dolomiti UNESCO, Zanier presidente, Padrin è il vice della fondazione. Altri richiami dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, l'altro volto, premi Montec, l'azienda tace, i lavoratori la elogiano. È consuetudine per le aziende che promuovono politiche di welfare interno diffondere la notizia, in fondo un ottimo modo per farsi pubblicità, ma c'è chi invece con discrezione non dice nulla, come la Montec di Borgo Valbelluna, e allora ci hanno pensato i dipendenti orgogliosi del loro titolare Dino Monestier, che ha elargito 1.000 euro a ottobre e ora ne darà altri 1.200, un esempio di armonia. Belluno, l'edilizia in lutto per Diego Triches. Lutto nel mondo dell'edilizia, 87 anni se n'è andato Diego Triches, storico innovativo imprenditore bellunese, fondatore della Triches Enrico e Diego SRL, ditta con sede nel Castionese specializzata in carpenteria metallica, smantellamento e bonifica di amianto, di cemento e di Eternit. In molti lo hanno ricordato, a iniziare da Confindustria, Rotary e piccola proprietà. L'approfondimento a pagina 7 a firma di De Donà. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi, in questo caso una notizia completamente differente, quella che troviamo in primo piano, una inchiesta riaperta, una bomber, nuove indagini. L'annuncio del procuratore: 16 anni dopo l'ultima esplosione, verifiche sui reperti per cercare nuove tracce di DNA. Riapriamo le indagini su una bomber, l'annuncio arriva direttamente dal procuratore capo di Trieste Antonio De Nicolo, è lui a comunicare la notizia più attesa dalle vittime. L'approfondimento di Tonero a pagina 8. E sempre in merito a questa inchiesta, l'intervista Elvo Zornita, spero lo trovino, sono anch'io una sua vittima, l'ingegnere bellunese per anni è stato il sospettato numero 1, poi uscito dall'inchiesta. L'approfondimento di Filippi a pagina 9. Foto di copertina che ci porta a San Vito di Cadore, il Cinepanettone torna a San Vito, festa per la prima. In questo scatto vediamo Antonio Catania e Anna Galliena al Lago di Mosigo, siamo nel comune di San Vito di Cadore.
L'Imana, mobilitazione alla Costam per i lavoratori a termine, notizia che abbiamo trovato anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Scuola, arretrati fino a 3.700 euro per prof e personale ATA. Una bella e ricca strenna natalizia attende il personale della scuola. Con il rinnovo del contratto nazionale sono in arrivo non solo gli aumenti a partire da gennaio 2023, 100 euro lordi per prof e 80 euro per ATA, ma anche gli arretrati del triennio 2019-2021. Lutto per quanto riguarda il mondo dell'impresa, richiamo trovato anche sul Gazzettino, addio a Diego Trichessi, imprenditore attento al sociale. E purtroppo un'altra tragedia che in questo caso colpisce la comunità del Comelico Superiore, falegname di 32 anni trovato morto dai genitori. Gianni Sacco Sonador, 32 anni, falegname, è stato appunto trovato morto in casa, fatale un malore. L'approfondimento a pagina 30. Sport, europei di curling, il team Costantini sogna il podio. L'approfondimento di Dapoian a pagina 34. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Addentriamoci al suo interno, breve panoramica riferita alle notizie di carattere nazionale e internazionale, poi proseguiremo con i fatti prettamente bellunesi. Siamo a pagina 2, le sfide dell'economia, notizia che comunque interessa anche la provincia di Belluno, la stretta sul reddito. L'assegno resterà solo fino al 2024 e già nel 2023 sarà ridotto a 8 mesi, i risparmi per ridurre il cuneo fiscale. In questo grafico elaborato dal Corriere delle Alpi troverete appunto le tappe della finanziaria, l'iter. 27 novembre approdo in commissione bilancio alla Camera, 21 novembre varo in Consiglio dei Ministri del DDL bilancio, il 27 novembre, lo avete sentito, approdo in commissione bilancio alla Camera, il 20 dicembre discussione in aula alla Camera, prima o dopo il Natale voto del Senato senza possibilità di modifica e ovviamente entro il 31 dicembre i termini ultimi per l'approvazione. Ma di quanto parliamo di questa finanziaria? L'entità è di 32 miliardi, così suddivisi: 21 miliardi per l'energia, 5 miliardi per il cuneo fiscale, 5 per altre misure, 900 milioni per le pensioni. Altri numeri: 46 euro quanto può entrare in più al mese nella busta paga dei lavoratori, 524 euro il valore delle pensioni minime, il tetto dovrebbe salire sino a 600 euro e ancora 23 i miliardi di euro erogati dalla misura nel periodo 2019-2022. Il retroscena, tenuta sociale in pericolo, Meloni accetta la mediazione e rinvia l'addio al sussidio, il timore del Premier sui tempi in Parlamento e sui blitz di Forza Italia. Sfide dell'economia al welfare, sia l'aumento delle pensioni minime, per uscire c'è la nuova quota 103, a pagare il conto sarà chi riceve più di 2.000 euro, prorogate l'APE sociale e l'opzione donna. INPS, ridotto ritocco contro l'inflazione, integrazioni, assegno a 600 euro per 2,5 milioni di italiani, ancora un fondo ad hoc, resta l'IVA sul pane, c'è la carta risparmio, agevolazioni, cala l'imposta sugli assorbenti. Tutte le notizie e tutti i grafici vi aspettano in queste pagine del Corriere delle Alpi. Pagina 5, ancora per quanto riguarda l'economia, taglio del cuneo da 46 euro ai redditi bassi, contributi azzerati a chi assume under 35. Nel 2023 scende il costo del lavoro per i dipendenti, c'è la flat tax per gli autonomi fino a 85.000 euro. E quali sono le tasse sul lavoro? Il cuneo fiscale suddiviso per paesi europei, ma non solo, anche extraeuropei. Vediamo che l'Italia in questo caso è al quinto posto con il 46,5. Al primo posto abbiamo il Belgio col 52,6, seguito da Germania, Austria e Francia. Gli ultimi sono gli Stati Uniti con un 28,4, la media è del 34,6%. Si parla anche di energia, sconto sulla benzina ridotto a 18 centesimi, famiglie stangata da 146 euro all'anno, misure contro il caro bollette per 36 milioni di utenze, bonus ai redditi sotto i 20.000 euro, la tassa sugli extra profitti sale dal 25 al 33%, arriva al tetto ai ricavi per le rinnovabili. E adesso si parla di situazione sanitaria, in questo caso nella nostra regione, parliamo del Veneto, l'influenza mette a letto i veneti, classi vuote, sintomi intensi, boom di casi, molte bronchioliti e polmoniti tra i bimbi, Doria, si rivedono i virus spazzati via dal Covid. L'influenza stagionale in Veneto nella settimana dal 7 al 13 novembre, e questi numeri da 0 a 4 anni i casi sono 48, da 5 a 14 102, da 15 a 64 112, da 65 a oltre sono 18 i casi.
Andiamo avanti con il Veneto, in questo caso nord-est. La procura di Trieste riapre le indagini sui colpi di una bomber, notizia che ha aperto questa edizione del Corriere delle Alpi. L'annuncio del magistrato De Nicolo, a 16 anni di distanza dall'ultima esplosione, verifiche sul materiale repertato in passato per cercare nuove tracce di DNA. Alla base della decisione l'istanza firmata dal giornalista Maesano e da 2 delle vittime dei bombaroli. Vediamo in questo scatto, per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, Antonio De Nicolo, il procuratore capo di Trieste, che appunto ha riaperto le indagini. Vorrei che lo trovassero, ma ho perso le speranze, anch'io sono una vittima, nessuno mi ha risarcito. Parla Elvo Zornita, l'ingegnere bellunese residente ad Azzano Decimo, per anni è stato il sospettato numero 1, poi è uscito dall'inchiesta. I miei genitori sono morti dopo essere stati costretti a vendere casa per aiutarmi. L'intervista a firma di Marco Filippi vi aspetta a pagina 9. Si parla anche di gas e lo scontro sul gas che riguarda la regione Veneto, trivelle e barricate in Polesine, il ministro incontrerà Zaia, Pichetto, Frattin, preoccupazioni legittime, ma le garanzie sono scientifiche, non sono soggettive. E a proposito di cambiamento climatico, Veneto sempre più a secco, allarme di Ambi, le acque di Risorgiva sono quasi sparite. Nel 1960 l'apporto era di 15 metri cubi al secondo, a giugno 2022 è sceso a 0,6. Cazzaro, l'agricoltura è a rischio. Diamo uno sguardo alle risorgive, un equilibrio fragile, troverete le risorgive presenti nelle province di Padova, Vicenza, Verona e Treviso. Passiamo adesso invece a un fatto di cronaca che riguarda sempre il Veneto. Accoltella l'ex moglie e il compagno, scappa nella notte e va ad impiccarsi. Le vittime sono Vera Mirtai, 37 anni, e Flonino Mercuri, 24. L'assassino suicidia è l'ex marito Viron Carabolla, di 41 anni. Passiamo adesso ai fatti che riguardano la provincia di Belluno, siamo a pagina 17, scuola, regalo natalizio per prof e personale ATA, arrivano gli arretrati fino a 3.700 euro. Con il nuovo anno, aumento di stipendio per 3.300 bellunesi, gli insegnanti troveranno dai 62 ai 134 euro in più al mese. Notizia che ci porta nel capoluogo, neve gala, occhio al termometro, noi siamo pronti a sparare, in vendita l'Ski Pass a prezzo ridotto, manca solo il freddo per il via alla stagione, usare i cannoni ci costa 40-50 mila euro, un problema se dovesse piovere. Il presidente Slaviero, potenziato l'innevamento sul campo scuola. Fondazione Dolomiti UNESCO, Dolomiti, Zanier, nuova guida, sostenibilità avanti tutta. Il neopresidente, Olimpiadi e turismo, i temi più rilevanti da affrontare, Tonina, prima Vaia, poi la marmolada, la crisi climatica impone scelte mirate. Questa è la dichiarazione del presidente uscente. Solidarietà, Gabbe Nuovi Orizzonti insieme, copriamo i vuoti del pubblico, avviati 8 nuovi laboratori di arte e musicoterapia per bambini autistici. Il presidente Marco Lombardo, così rispondiamo ai bisogni delle famiglie. E a proposito della solidarietà, autismo, l'inclusione è parte della cucina della famiglia Pastore. Papà Enzo e mamma Marianna, al lavoro vogliamo coinvolgere altri bambini. Altre notizie, la ricerca azzecca uno studio per il nord-est, analisi di laboratorio per verificare la presenza di anticorpi tra i forestali, il progetto sui dati d'archivio e con nuove analisi di sangue. E ancora Covid, cresce l'incidenza, sono 1453 i contagiati, in ospedale 2 decessi. Questo per quanto riguarda il report settimanale. Mondo dell'impresa invece in lutto, siamo a pagina 21, se n'è andato Diego Trichessi, imprenditore attento al sociale, aveva 87 anni, ha fondato l'omonima azienda di carpenteria a Castiona, ha ricostruito insieme all'amico Vigne l'associazione dei proprietari edilizi. Si è spento ieri mattina nella sua casa Diego Trichessi, patrono della Trichessi Enrico e Diego SRL, realtà che da decenni si occupa di carpenteria metallica, smaltimento e bonifica di amianto. Aveva 87 anni, da qualche tempo malato, Trichessi è stato sempre molto attivo a Belluno. Aveva fondato l'impresa di famiglia alla fine degli anni 60, portando a livelli di eccellenza. Con Diego Trichessi se ne va un altro grande imprenditore bellunese, impegnato e sempre presente. Molte le dichiarazioni in ricordo appunto di questo storico imprenditore bellunese. Altri personaggi, Lauria, il ricercatore che studia alla SLA, entra borsista e diventa direttore. Il medico bellunese ha fatto carriera all'Istituto Besta di Milano. Nel nostro mestiere servono passione e voglia di conoscere. Appuntamento sabato per i bellunesi illustri con inizio alle ore 9:30, diretta da Radio ABM. Il caso bancarotta da 25 milioni all'idroelettrica NN, 9 imputati in abbreviato. E continuiamo con le notizie che riguardano la provincia di Belluno. Feltre, il dolore degli amici di Maria Cristina era la nostra forza e il nostro motore. Il ricordo dei sodali del quartiere Portoria e degli scout dove aveva iniziato a 8 anni e stava diventando capo. Notizia ovviamente che riguarda
la scomparsa improvvisa a causa di un incidente in montagna della giovane Maria Cristina, aveva 26 anni. Un progetto condiviso con i soldati di quartiere, quello di vincere il Palio. Sono innumerevoli i contributi al ricordo di Maria Cristina Masocco, scomparsa domenica a causa di una caduta sulle vette. Maria Cristina era un motore trainante, non era mai stanca, aveva tanta di quell'energia da lasciarci stupiti ogni giorno, dice l'amico stretto Samuele Spada, che non trattiene le lacrime. L'intervento, il corpo recuperato ieri mattina, attivati l'elicottero del SUEM e i tecnici del soccorso alpino, l'addio domani sera a Rosario giovedì. I funerali sono fissati per giovedì alle 14:30 nella cattedrale di Feltre, i funerali di Maria Cristina Mary Masocco. Domani alle 20 invece ci sarà la recita del Rosario nella chiesa del Sacro Cuore. I colleghi avvocati affranti, mancherà il suo sorriso, nello studio silenzio e un mazzo di fiori. Rimaniamo nel Feltrino con pagina 24, ricatto pedoporno sui social stanato dalla madre confessa. Un ragazzo ha ricevuto foto da un dodicenne e voleva un video per non diffonderle. La donna l'ha smascherato tenendogli una trappola, messa alla prova e i danni. Feltre torna a Fratello Albero con 139 piantine in zona ex Casarossa. E ancora a Feltre un altro fatto di cronaca giudiziaria: assolto per stalking un padre di famiglia sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento. L'uomo era stato accusato di appostamenti notturni anche con il passamontagna. Due notizie che riguardano Pedavena: illuminazione a LED avviata la terza tranche in località Fiere Via Col. Sempre da Pedavena, venerdì una serata dedicata a Maurizio Gris. L'appuntamento è alle 20:30 a casa Emmaus a Facene di Pedavena. Sempre dal Feltrino, pagina 25, Arsie, in primavera i lavori lungo la strada tra Fastro e Novegno. Dal PNRR sono arrivati i fondi aggiuntivi per l'intervento. Il sindaco Luca Strapazzone: possiamo completare il piano per la sicurezza. Da San Gregorio giovedì mattina parte l'iniziativa 1 chilometro al giorno. E ancora Sovramonte, escursione e storia al Mulino ed Escaleta con la Proloco. Monte Grappa, i messaggi silenti delle No Plastic Girls ritornano a valle. Domenica il gruppo ha percorso sentiero 151 per togliere i cartelli che invitano a riflettere sul rispetto e la sostenibilità. Sempre dal Feltrino, all'anno di Piave, domenica una festa per la casetta dell'acqua. Fonzaso, sabato si inaugura la panchina rossa, che vediamo in questo scatto, che ovviamente ha come obiettivo una campagna contro la violenza sulle donne. Limana, Eptacostan, 3 giorni di scioperi, stop a straordinarie flessibilità, i sindacati attaccano, i 253 lavoratori a termine devono essere stabilizzati, basta con la precarietà. Scatta lo sciopero dalla Eptacostan di Limana, FIOM-CGIL, FINCISL e WIL hanno deciso di indire 3 giornate di sciopero contro la decisione dell'azienda di non rinnovare tutti i 253 contratti di somministrazione a termine in scadenza tra novembre e dicembre. Ad aderire allo stato di agitazione c'è anche la NIDIL-CGIL, il sindacato dei precari. L'annuncio della proclamazione dello stato di agitazione da parte delle organizzazioni sindacali è arrivato ieri e con esso anche la decisione di bloccare lo straordinario e la flessibilità con le conseguenti proclamazioni dello sciopero che si protrarrà con diverse modalità da oggi fino a giovedì. Inediti sul paesaggio bellunese, dalla Corte l'Arese sugli scudi. Sono stati 64 i partecipanti al concorso letterario di Sospirolo. La scrittrice Antonia Arslan, cittadina onoraria, ha guidato la giuria. Sedico, Roe Basse e Col del Vin, troupe pronta a girare. Chuck si gira a Roe Basse di Sedico e Col del Vin a Belluno. Ma continuiamo con pagina 27, l'ultimo regalo di Siro a Igne, il parco del paese sistemato. Questa mattina l'ultimo saluto all'operaio dell'Unione Montana travolto e ucciso da una pianta. Aveva completato da pochi giorni il cantiere per il ripristino dell'area verde nella frazione. Il gruppo volontari della frazione è sempre disponibile quando c'era bisogno. L'amico barista gli piaceva molto la vita all'aperto nella natura. E vediamo un primo piano di Siro Bezza, l'operaio di Igne, travolto da un tronco mentre faceva legna. Tambre abbattere i costi della piscina, così il comune punta a riaprirla. Ancora Tambre derubata del rimorchio con l'aiuto di un trattore. E una notizia che ci porta invece in Val di Zoldo: morto Harry Fairlow, inglese zoldano per amore. Lutto in Val di Zoldo per la scomparsa di Harry Fairlow, 80 anni, padre dell'assessore comunale al bilancio e all'istruzione, a Mappola Fairlot. Harry Fairlot, inglese, era approdato in Val di Zoldo per amore dopo aver conosciuto durante una vacanza quella che sarebbe diventata la futura moglie, gelattiera a Cadice in Spagna.
Agordo, le bracciate del giovane Filippo salvano l'inverno della piscina. I risultati di Monestieri ai tricolori premiati con il raddoppio del contributo all'impianto, scongiurata la chiusura per tutta la stagione fredda, ma si ritoccheranno le tariffe. Ancora ad Agordo, illuminazione stradale, nuovi tagli agli orari. Rivamonte, gestione dei rifiuti, domani in consiglio comunale. E ancora la cucina d'autore di Ghezzi, approda sul Col Margherita, nasce il ristorante Alto. Il patron del Sensomart, una stella Michelin, apre a 2514 metri di altitudine. Siamo a Venassi, in 3 da Vodo a salvare l'unico negozio di alimentari. Mary, Loredana e Silvano riaprono l'attività che per lunghi anni era stata della famiglia Soravia. Il momento è molto difficile, ma non potevamo lasciare nei guai soprattutto tanti anziani. Lozzo, scuola aperta, nuova linfa, presidenza affidata a De Coppi, che vediamo in questo scatto. Il 41enne Matteo De Coppi, imprenditore di Lozzo, nuovo presidente di scuola aperta. Improvvisamente Natale, l'anteprima assoluta a San Vito, giovedì alle 18 in Sala dell'8 per ringraziare il paese per l'accoglienza. Il film dal 1 dicembre su Amazon Prime Video, già disponibile il trailer. E adesso una tragedia che ha colpito la comunità del Comelico Superiore, tragedia in casa, muore a 32 anni trovato dai genitori. Malore improvviso per il falegname Gianni Sacco Sonador, la tragedia si è consumata nel fine settimana a Sega di Gon. Trovato senza vita in casa dai genitori, la tragedia si è consumata nel fine settimana in un'abitazione di Sega di Gon nel comune di Comelico Superiore. Gianni Sacco Sonador aveva 32 anni ed è rimasto vittima di un malore improvviso che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Morte naturale, secondo il medico legale che l'ha constatata nel pomeriggio di venerdì. La magistratura non ha aperto alcuna inchiesta. I funerali sono stati fissati per oggi pomeriggio alle 14 nella chiesa pievanale di Candide di Comelico Superiore. Rimane il profondo dolore per la scomparsa di un ragazzo giovane che, a sentire chi lo conosceva bene, godeva di buona salute ed era molto impegnato nel campo del volontariato con la SEAS Soccorso e Aiuto Sociale. Guidava le ambulanze gestite da questa associazione comeliana ed era parecchio apprezzato da tutti i colleghi. Il dolore del sindaco Stanuovo Polacco, ragazzo tranquillo ma molto attivo. Pieve di Cadore, il lupo da predatore a fattore turistico, dal convegno di TAI un modo diverso di gestire il problema. Nel lungimirante Trentino questa svolta c'è già stata, l'approfondimento lo troverete a pagina 30. Dalla rubrica Cultura e Società, il film La fortuna granda di nascere sul delta del Po, il destino degli adolescenti segnato dal fiume, esce il documentario di Gottardo e Sironi, uno spaccato sul lavoro, la dispersione scolastica e le aspettative dei giovani. Il concerto, rubrica che riguarda la provincia di Belluno, giorno e notte, altro che flop, Salmo è quasi sold out, la Chioene Arena diventa una discoteca. Oggi sul palco di Padova tutta l'energia dell'artista sardo, ma anche un momento più intimo. Sport, Dare assolve la Darolda e critiche a Macabruni, ricordo che ha 23 anni. Il DG rammaricato dell'occasione persa con il Savigliano, il regista è un ruolo delicato ma non ho sentito elogi nelle gare vinte. Parabob, partita dalla Coppa del Mondo, Flavio Menardi 2 volte nei primi 10 negli Stati Uniti. Rugby Under 19, la selezione provinciale stronca il Montebelluna. E ancora volley giovanile, Limana Under 16, ottavo sigillo, Trichiana e Castellona a -6, Under 13 sale il Santa Giustina. Gli europei di curling in Svezia, serata storta di Costantini, Italia KO contro la Danimarca. Dopo il netto successo contro l'Ungheria è arrivata la sconfitta serale con molti errori delle azzurre. Oggi alle 14 c'è la Norvegia. Basket Under 17, Valbelluna travolgente contro il fanalino Roncade, Feltre occasione persa. Tiro con l'arco, 29 podi individuali, gli arcieri del Piave sono i dominatori a Sedico. E ancora per il basket Under 19, Feltre battuto di 5 e il Valbe resta a riposo. Ancora sport bellunese a pagina 35, Climbing Challenge Cortina, spettacolo sulla Lacedelli. Edoardo Alverà e Jenny Lavarda sono stati i migliori a livello individuale, ma è stata grandissima la partecipazione anche nelle prove giovanili. Sci alpino, Ambra Pomarè brilla negli slalom FIS di Solda, è podio nel gigante, tennis a squadre, grande fine settimana per il Sedico e il Fioribarpa, Capitombolo Belluno. E ancora hockey giovanile, Cortinale che ha agganciato l'Appiano al secondo posto. Calcio di Serie D, Dolomiti, poca personalità, 0 rimonte in campionato. La gara con il Cagliero ha messo nuovamente in luce i difetti dei ragazzi di Zanin. Aspettando il mercato serve una prova di carattere sul campo del Charlins. E concludiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. In prevalenza sereno o poco nuvoloso, di notte residua nuvolosità in diminuzione, di pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso. Precipitazioni, assenti. E con questa notizia davvero tutto per l'edizione di oggi di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20.
e domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.